Bene, signori e signori, ladies and gentlemen, come potete vedere, come al solito, solita frase, solita tabella che c'è sempre, questa tabella almeno ci dovrebbe essere sempre. Bene, siamo al Teatro Eschilo e questa sera c'è una onorevola, non lo so se già è onorevola, però è una femmina candidata, Stancheris, PD, io l'ho vista dalle foto, sembra votabile, la voterei volentieri, diciamo. Bene, e adesso ora stacchiamo perché siccome c'è troppa folla, c'è un casino, no? Troppi avvoltoi in giro, noi già in anticipo ci andiamo a cercare la postazione. Buonasera a tutti. Mi viene un po' da sorridere essere su questo podio, soprattutto a Gela, perché con molti di voi abbiamo già vissuto tanti momenti insieme proprio a Bruxelles, quando fin dai primi giorni lavoravo con Rosario, quindi posso dire davvero di sentirmi un po' come a casa a Gela, che è stata poi la mia prima terra di accoglienza anche quando per la prima volta ho messo piede proprio in Sicilia. Infatti da qui inizia l'esperienza e il sogno di Rosario, la presidenza della regione, proprio dai primi giorni di luglio in cui siamo arrivati in Sicilia per iniziare questo sogno che di fatto ha portato secondo me tanti frutti e tanti cambiamenti soprattutto nella mia vita. Chi mi conosce mi ha trovato a Bruxelles, mi ha visto nei corridoi del Parlamento, forse per me la miglior campagna elettorale per poter dire quello che è stato il mio lavoro al Parlamento europeo. La proposta che mi è giunta in questi giorni per questa candidatura alle europee l'ho sposata con grande passione. Devo dire che l'idea di poter correre, poter sostenere in questo anche il progetto di Rosario, in questa campagna elettorale, mi dà una grande forza e devo dirvi la verità, nei giorni in cui sto lavorando su questa campagna elettorale, in cui tutti insieme stiamo lavorando per questa campagna elettorale, i risultati si vedono, le persone seguono, le persone hanno voglia di sapere che vogliono votare e soprattutto vogliono pensare di non votare più per un sistema politico, quindi mettere un nome perché glielo chiede qualcun altro, ma cercare di capire chi è quel nome che devono scrivere. Da questo punto di vista vi posso dire che l'idea di ovviamente affacciarmi su una campagna elettorale così difficile è un'idea che a volte credo di aver preso anche forse con un po' di incoscienza, però con la certezza che il lavoro che ho fatto quest'anno potesse essere un lavoro apprezzato anche dagli altri siciliani. Devo dire che in questo senso io sono candidata nella circoscrizione delle isole, quindi nella Sicilia e nella Sardegna, ma non sono andata in Sardegna perché io mi candido per la Sicilia. Questo lo voglio dire, voglio che questo sia chiaro. Perché non può essere che un parlamentare europeo non
conosca la propria terra e non conosca quali sono le problematiche e i particolari temi che poi devono essere trattati a Bruxelles. Con Rosario ne abbiamo cominciati tanti, a partire dalla questione dell'industria, pesante, del rispetto ambientale, fino ad arrivare ovviamente ai temi dell'agricoltura a cui accennava anche prima Beppe Lumia, e su questo io credo che potrebbe essere solo un proseguimento di quello che è stato poi un lavoro di Rosario, che io credo si sia davvero sentito e sia stato davvero un buon lavoro. Da questo punto di vista mi piacerebbe ripartire proprio da quello che era il legame con Gela in questa nostra presenza a Bruxelles e riuscire a portare avanti anche tante cose che avevamo cominciato e che probabilmente si sono a volte anche un po' perse in questo passaggio al governo regionale. L'aspetto che mi incuriosisce di più da far capire, sicuramente la cosa più importante da capire in questo momento è proprio la possibilità di sviluppo per i nostri territori per quanto riguarda la nostra presenza al Parlamento europeo. Devo dire che la presenza degli ultimi anni, quando noi siamo stati al governo della regione con Rosario, è stata un'assenza da parte delle istituzioni europee e credo che solo oggi possiamo sperare di avere un futuro per quanto riguarda soprattutto i rapporti con gli enti locali. Con gli enti locali non si è sviluppato, o ben poco si è sviluppato, di quella che è la potenzialità delle risorse comunitarie. Da questo punto di vista devo dire che ho una voglia anche di poter comunicare d'Europa, di poter parlare di Europa in un modo che sia costruttivo. Sicuramente il mio approccio anche all'assessorato al turismo è un approccio che ha voluto essere molto costruttivo rispetto a quello che era magari il modo di fare di altri. È vero che abbiamo trovato un disastro, è vero che ci sono ancora più di 90 milioni di euro di buco, quindi imprenditori del settore dello spettacolo che non sono stati pagati perché avevano in mano semplicemente dei pezzi di carta senza stanziamento, ma sicuramente la cosa che sono riuscita a fare era accumulare tutte quelle somme che erano disponibili a livello comunitario per poterle riutilizzare e fare della Sicilia una promozione internazionale che nel 2014 tocca 37 paesi e ha radunato nella sua somma 4.200.000 euro che vengono spesi per gli imprenditori. Quindi l'idea è quella di ridare valore a quella che è l'industria del turismo siciliano. Vi posso dire che da questo punto di vista l'imprenditore può partecipare ad esempio a tutte le attività dell'assessorato al turismo gratuitamente, non ha bisogno di chiedere a qualcuno di venire, non ha bisogno di chiedere particolari attenzioni, ma può semplicemente iscriversi e venire a rappresentare la Sicilia insieme a me e insieme a tutte le persone che lavorano nel mio assessorato. In questo senso io mi sono voluta prendere la responsabilità, come ho sempre fatto quando ho lavorato con Rosario, di quello che andava fatto per questa terra in una maniera che sicuramente avrà anche subito degli errori umani, perché sicuramente non credo di aver fatto tutto correttamente, ma sicuramente con una legalità, una trasparenza che ci vuole per poter comunicare davvero un nuovo messaggio di politica. Ad esempio noi siamo in questo momento nel teatro a cui avevamo chiesto all'assemblea di essere attenta all'idea anche di dare uno slancio a quelli che sono i piccoli teatri e ovviamente la questione non è passata, ma andremo avanti con Rosario da questo punto di vista, perché senza la cultura non nasce il bravo turista, non nasce il bravo politico, non nasce il bravo imprenditore, non nasce nessuno. Per questo motivo ho iniziato anch'io, diciamo, da qualche giorno la mia protesta insieme a tutto il settore della cultura, perché poi tanto se ne parla ma poco si fa. Lo stesso tema è il tema dei giovani, tanto se ne parla ma poi chi davvero li valorizza. Sicuramente Rosario da questo punto di vista non possiamo che dire che è riuscito a valorizzare qualcuno. Nel mio caso ha valorizzato anche una persona che non aveva un background delle sue origini, della sua famiglia o piuttosto che delle sue amicizie, ma semplicemente perché mi ha apprezzato per quello che sono. Ha fatto lo stesso quando sono stata assessore e credo che abbia fatto lo stesso nel partecipare a questa competizione elettorale. Un'ultima cosa a cui tengo molto è la sensazione che si ha in questo momento. Io devo dire, sono molto orgogliosa di essere candidata nel PD in questo momento
perché finalmente ha fatto chiarezza sul suo ruolo all'interno del Partito del Socialismo Europeo. Ci sono stati anni in cui, voi lo sapete meglio di me, si doveva chiamare il gruppo del Socialismo Europeo Socialisti e Democratici, proprio perché 3-4 parlamentari del Partito Democratico creavano il problema semplicemente in un modo di chiamare un gruppo. Io in quel gruppo ci sono stata ormai dal 2006, nel Partito del Socialismo Europeo sono iscritta dal 2006 e sono iscritta alla sezione del PD di Bruxelles da allora, che è formato da ragazzi giovani, da una politica spontanea. Nessuno pensa che il partito sia di qualcuno, perché a volte in Sicilia viene il dubbio che il partito sia di qualcuno in particolare, e soprattutto nasce da quell'idea anche di centrosinistra internazionale che non c'è più. Eravamo una forza grandissima all'interno dell'Internazionale Socialista, era una forza grandissima all'interno del PES, avevamo una grande forza all'interno del gruppo socialista europeo, e nell'ultima legislatura io credo che solo Rosario era quello che si permetteva di andare fuori dagli schemi. Da questo punto di vista io credo che l'occasione sia innanzitutto del PD per avere una rappresentanza forte, ma soprattutto per la Sicilia di essere davvero rappresentanti in questo senso. Sono tanti temi, il tema dell'immigrazione forse è il tema più attuale, nel senso che è proprio il tema di questi giorni ed è il tema che ha seguito Rosario con i giusti diritti per quanto riguarda i diritti umani, ma sicuramente io da assessore al turismo mi preoccupo anche che la Sicilia non sia massacrata e non si perda quell'appeal che potrebbe anche essere perso, come accade in questi giorni per Lampedusa. Motivo per cui ho fatto un appello, e lo faccio anche a voi, di parlare bene di queste terre per poter scegliere anche una vacanza che può essere sostenibile e può anche sostenere una terra come quella di Lampedusa, che in questi giorni soffre un meno 48% di prenotazioni, proprio perché si cita in ogni qual modo quando si parla di queste vicende terribili. Io concludo semplicemente dicendo, perché ovviamente sostenere Michele a livello di membro di governo è ovviamente perché credo di aver cercato di creare un riordino e un rilancio del turismo siciliano per davvero puntare in alto, cosa che prima non era successa, ma la Sicilia è davvero l'isola più bella del mondo. Perché l'Europa, perché nei prossimi 5 anni è il vero luogo in cui andiamo a decidere, perché ci rendiamo conto che il bilancio regionale non ci aiuta nel creare sviluppo. Tutti quelli che dicono al Presidente sviluppo e sviluppo e sviluppo, ma con quei 4 soldi di fondi regionali io credo che non possa fare molto. L'idea è proprio quella di avere una rappresentanza forte al Parlamento europeo. Perché Michele, ovviamente, perché tanti di voi mi conoscono e penso che abbiano apprezzato in passato la relazione che abbiamo avuto. Tanti di voi mi hanno seguito in questo percorso e soprattutto perché alla fine un pizzico di follia ma di passione per questa terra ci vuole prima di tutto. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Grazie, perché diciamo che Gela non si smentisce mai ed è carino rivederci, bello rivederci. Anzi, vi dico la verità che io ho deciso di venire molto più spesso, perché ci sono alcuni che si stanno annacando troppo nell'assenza. Si può seriamente il segretario del mio partito, insieme a un ex parlamentare del mio partito, venire a Gela, venire qua e attaccare il presidente della regione di questa città? E si può venire a Gela, venire a proporre di candidare, di votare quel Piantaca che è il negazionista della trattativa Stato-mafia e che vuole l'abolizione del 416 bis, e per coprire questa vergogna si mette il nome di Chinnici. Ma vergognatevi piuttosto, vergognatevi! E lo viene a fare in una città che ha il merito storico di aver lanciato in Sicilia la più grande battaglia alla mafia
che sia stata mai lanciata da una città. A Gela è un insulto. A Gela è un insulto. Sono troppo impastati a Palermo, da anni. L'altro ieri hanno bocciato, hanno rinviato a dopo il 27 una manovra salva stipendi. L'opposizione di centrodestra e il gruppo Caccolici che ha votato, e anche Pepparancio ha votato. A lui chi gliene frega se prendono gli stipendi, i forestali, se quelli dell'ESA sono licenziati, che non possono lavorare. Qual era il motivo? C'era un motivo politico per bloccare questo? No. Allora si vuole creare una situazione, guardate, noi abbiamo lanciato la rivoluzione, questa rivoluzione non si ferma, ma c'è chi ha rilanciato la controrivoluzione, però io non mi aspetto che dalla mia città arrivino le pugnalate, non mi aspetto che per la prima volta questa città esprime dai tempi di Aldisio la più alta carica politica che una città siciliana può esprimere, e i killer siano dentro questa città, nel mio partito, persino fra persone che sono state in giunta con me, onorati, assistiti e coperti. Guardate, io dovevo venire per dirlo, perché Pepparancio mi conosce troppo bene per capire che tipo di battaglia io ho avviato, e probabilmente conosce anche bene il cognatino, lo sponsor di sempre, di questi legami assurdi. Io vorrei capire, scusate, noi abbiamo eletto per 30 anni a Lillo Speziale, mi volete dire una sola cosa, un marciapiede, una panchina, un monumento virtuale, una poesia, largo ai giovani, spazio ai giovani. Non ci può essere che qualcuno che adombra una cappa su questa città, dentro questo partito, ritenendo di essere eterno, e che a sciocca ne fece uno solo, no? Tanti. Lei ha 28 anni e lei ne aveva 30. Che ci sta a fare una ragazza di 28 anni, una ragazza di 30 in una giunta di governo regionale? Beh, siccome ci hanno provato i professori universitari, ci provo con una studentessa fuori corso, può darsi che farà meglio. Ed ha fatto meglio Melli, perché abbiamo tagliato centinaia di milioni di euro nella formazione immediata. Sedetevi, perché sennò mi faccio stare qua in piedi. Era giusto. E poi parlo anche di Michela. Oggi è su tutti i giornali il fatto che Franco Antonio Genovese sia stato arrestato. Ma vi rendete conto che questo nostro partito non ha preso nessun provvedimento disciplinare e le uniche persone che voleva espellere erano Nelli, Lumia ed io? Cosa avremmo fatto? E sapete chi ha chiesto la nostra espulsione? Mirello Pisafulli. Chi sostiene Chinnici e Fiandaca? Mirello Pisafulli, Lillo Speziale e Caccolici. Il rinnovamento del partito siciliano! Ma vi sembra normale? Io quando ho detto che la Chinnici non si doveva candidare, gliel'ho detto, sì, e credo di avere ragione. Perché tu, che rappresenti quel nome, non ti fai sostenere da un gruppo che sostiene che la trattativa dello Stato, cioè lo Stato-mafia, quella che ha determinato le grandi vittime della mafia, non sia mai esistita. C'era il famoso Papello e avevano l'accordo che dovevano togliere il 41 bis. Questo Fiandaca è tutto un pelo e un pelillo, ma sì, è troppo crudele il 41 bis, poi il reato di concorso esterno è incomprensibile, il 416 bis che reato è, naturalmente negando la storia della lotta alla mafia, negando l'intuizione di Pio La Torre. E questo partito non può candidare nelle proprie liste chi vuole offuscare la battaglia e il successo di Pio La Torre, che fu proprio
l'introduzione del 416 bis. Gliene canteremo in questi giorni, perché in questi giorni abbiamo sopportato, siamo stati attaccati ogni giorno in silenzio, ma il senso di responsabilità oggi non è più il silenzio, ma dire esattamente come stanno le cose e soprattutto cosa ci divide. Ci divide un'idea sociale di cambiamento, di lotta alla mafia, ritenendo che il sistema di potere siciliano sia tutto quanto, e in gran parte, e in parte anche nel nostro partito, intriso di una serie di elementi di condivisione con un sistema di potere antico che ha distrutto la Sicilia e che noi vogliamo cacciare, vogliamo mandare a casa, e ci distingue questa linea di demarcazione netta. Nelli, la rivoluzione della formazione, 1 miliardo in 3 anni la formazione professionale. Sapete quanti di quei ragazzi che hanno frequentato i corsi vanno a lavorare? L'1%. Sapete quali sono i corsi più diffusi a Catania e a Palermo? Operatori del benessere. Non lavora nessuno. Che significa poi fare i massaggi? Faranno la felicità dei loro partner, ma il lavoro non l'hanno trovato. Diciamo che uno anche un po' di vita se la deve godere, ma non c'è bisogno di spendere 1 miliardo in 3 anni per la regione per fare questo, ci si può andare anche verso, come dire, da soli a cercare un po' di felicità. Eppure questo 1 miliardo di genovese impelagato. Ma io lo dico prima della campagna elettorale, da quando ero candidato alla regione non capivo manco che sfidavo, perché capivo, dico, mica pensavo che arrivavamo a quel punto di uno che ci aveva 97 conti correnti, come si chiama, 150 enti di formazione, in mano e tutti, in nome di che cosa? La formazione professionale all'inizio erano i salesiani, ai quali va il nostro sostegno. E i sindacati. Da dove sono spuntati questi? Sono spuntati dalla politica, le mogli dei deputati, i padroni dei partiti, di tutti i partiti. Bene, noi dovevamo lasciare in piedi. Crocetta è antipartito, io sono antipartito. E da quando avevo 14 anni che sono un antipartito. Comunista, ma sempre eretico. È eretico. Quella eresia che fa l'utopia e la libertà. Cattolico. E continua anche lì, cattolico. Questo è cattolico. Ora me lo dovete sapere voi se sono cattolico o no. No. Meno male che mi hanno portato poco fa delle foto di ragazzino, no? Praticamente sono qui chierichetto. Questa che è stata... E io ci avevo sempre, anche lì, da ragazzino, questo libro speziale che era invece ortodossia. Mi ricordo un episodio quando morì Pasolini. L'Unità il giorno prima attaccava, poi appena è morto ne aveva fatto un santo eroe del comunismo. Pasolini è stato una vittima del Partito Comunista Italiano, come lo sono stati tanti intellettuali. Però questo era sempre così. Rapporto col mondo cattolico, compromesso storico, si cambia linea, no, asse socialista. E io invece mi godevo la mia eresia. Naturalmente lui è diventato deputato con i pantaloncini, no? Io ci sono diventato invece un po' più grande, più adulto. Sono stato sindaco e non mi voleva candidato signore. Sono stato deputato europeo e non mi voleva candidato europeo. E aveva a fare votare a Rita Borsellino. Oggi abbiamo la possibilità di avere un presidente della regione che viene da una tradizione democratica, uno che praticamente vuole fare le cose sul serio. Finalmente, dopo 8 presidenti della regione che sono stati arrestati per mafia e malaffare, e di Gela, ma uno che si aspetta che la classe politica e il dirigente di Gela ti stia vicino. Vediamo insieme come riusciamo a fare il porto, visto che l'ho finanziato già il porto e ci sono i soldi, stiamo aspettando il via VAS del Ministero. Stiamo facendo fare finalmente il porto per il pontile, il progetto, intanto l'abbiamo messo in sicurezza e lo apriamo insieme al sindaco.
Presidente della regione che la prima cosa che ha fatto è stato ha bloccato le zone franco-urbane. Il Gela è zona franco-urbana. Sono 20 milioni di euro per Gela e altri 20 nel secondo finanziamento che servono a chi si insedia a Sette Farine in altre zone della città e fa un'attività economica, non pagherà le tasse per 10 anni, nei contributi per i lavoratori. E c'è Gela e c'è Vittoria. Quando daranno i frutti, il 23 maggio si chiude il bando e questa città comincia il dinamismo, il depuratore finanziato. Sono tanti progetti di riqualificazione urbana che si possono portare avanti e si possa, allora uno dice vediamo come costruiamo seriamente un'alternativa per questa città. Invece no, vediamo come possiamo distruggere il primo presidente della regione siciliana. Vediamo come possiamo far fare Malafiore a Gela, perché a Gela si deve votare quello che sostiene che la mafia non esiste in Sicilia. È stata una povera invenzione, per cui sapete Morsellino è morto perché è cascato dal primo piano, non è che è andato in frantumi perché è stato mandato, fracellato e questo l'ha ordinato una certa politica. No, Falcone così, ma un incidente automobilistico. Pio La Torre non è che è stato sparato quando è uscito di casa insieme a Rosario Di Santo. E a questi noi dovremmo, in Brusca, quelli che sciolgono i bambini nell'acido, non dovremmo riconoscere manco il concorso, manco l'associazione 416 bis, che è una cosa criminale. Che questa città abbia subito la violenza terribile di centinaia di morti nella guerra di mafia e questa gente stava zitta e aveva nelle sezioni del Partito Comunista il genero, il suocero di Emanuele. E sicuramente non li ho scritti io quei nomi del partito. Il signor Difende, quando io mi dovevo candidare la seconda volta, e ha detto questo sta rovinando il partito. Certo, una parte di questo partito sicuramente. Formazione professionale, noi la stiamo portando a 150 milioni di euro l'anno, mantenendo il posto di lavoro di tutti i lavoratori. Piano giovani, 100 milioni di euro. L'ha lanciato il governo Renzi, noi già l'avevamo fatto. Garanzia giovani, l'abbiamo approvato la settimana scorsa, siamo i primi in Italia, significa che abbiamo messo 278 milioni di euro l'inserimento lavorativo dei giovani, per il pagamento del tirocinio dei giovani che escono dalle facoltà, non solo quelli in medicina ma gli avvocati, gli ingegneri, che avranno finalmente l'assegno per tutto il periodo che fanno il tirocinio formativo. Sostegno per le imprese che assumono i giovani, 270 milioni, il più grande piano di risorse economiche che sia stato mai lanciato in Sicilia dal dopoguerra. Bene, da dove vengono questi soldi? Dalla eliminazione della manciucchia della formazione. Sulla sanità possiamo cominciare a dire che la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo bloccato il piano di dismissione degli ospedali che voleva fare il governo Lombardo e l'assessore Russo. Cioè si può in un'isola tagliare il punto nascita dicendo che la gente deve partorire così per elicottero, ma quella donna di Nicosia perché è morta? Una donna incinta. Cosa accade quando si prendono le strade di Mistretta e deve andare per l'ospedale più vicino? In linea d'aria funzionerà tutto, ma quando deve andare a prendere le strade siciliane e una donna rischia il distacco della placenta, è morta, E lì ho detto, ma perché non possiamo spostare i medici qualche volta invece di spostare la puerpera? Cominciamo a concepire un piano di assistenza sanitaria diversa, no? Ma sono solo quelli i problemi della sanità? Gara sulle assicurazioni, 160 milioni di euro in 3 anni. Noi spendevamo 8 milioni di euro l'anno nell'ultimo decennio, significa che in 3 anni dovevamo spendere 24 milioni, non 160. Bene, abbiamo avuto il coraggio di revocarla, la gara, e la ditta non ha protestato. Farmaci, spendiamo 230 milioni in più di euro l'anno rispetto alla media nazionale. Perché? Ma è semplice. Perché si comprano i farmaci senza farli passare dalle farmacie, perché si comprano ai limiti di scadenza, poi se il medico dichiara la scadenza poco a poco gli fanno la sanzione disciplinare oppure gli devono, perché poverino dice perché sei andato in scadenza. Abbiamo delle fotografie che ho visto su Repubblica
c'era il camioncino nel centro ippico che andava davanti alla farmacia, caricava scatole, sembra che dovessero servire come dottanti per i cavalli, tutte le spese per il servizio sanitario nazionale. E Messina può essere la capitale mondiale per il consumo dei farmaci per l'osteoporosi? Ma penso solo una popolazione di fradici possa avere consumi di questo tipo. Il sole è il più grande antidoto contro l'osteoporosi. Per avere quelle condizioni di consumo dovremmo essere a Messina, Palermo, Catania, avere le condizioni climatiche dell'Irlanda e le condizioni alimentari del Biafra. Invece abbiamo solo la Manciuria come elemento, diciamo, che determina questi consumi. È chiaro che poi mettiamo i ticket alla gente, aumentiamo l'addizionale IRPEF per 30 anni, ma ce n'è una proprio che mi fa ridere, la gara sui pannoloni di Palermo, 75 milioni di euro di pannoloni, ma che sono tutti incontinenti a Palermo, dico sarà la Mevsa. Dopo abbiamo rifatto la gara, quella è come se da 75 siamo passati a 35, chi si fregava ai 40 milioni di euro? Trattative negoziate, affidamenti diretti, proroghe, miliardi. Io ho calcolato che possiamo risparmiare 1 miliardo sulla Manciuria. Diamo i contributi ai giovani, a chi assume giovani, a chi assume gli ultracinquantenni. Spesa europea. 28 febbraio 2013 noi eravamo nell'impegno spesa europeo, la penultima regione europea, 18,1% in 61 mesi. 28 febbraio 2014 siamo al 41,7% in un anno. Questo vizio di ritardare sempre, mannaggia, ma lo vuoi capire che Pensiero Stupendo non ha il gruppo elettrogeno, a voi la linea studio. La prossima volta vieni più presto, miss.